Buongiorno a tutte e tutte da Strasburgo. Sono giorni decisivi questi per il futuro dell'Europa e delle prossime generazioni. Oggi in aula abbiamo votato il testo di risoluzione sul New Green Deal che porterà opportunità di miglioramento sociale, culturale, tecnologico e ambientale per il futuro, non solo del nostro Paese ma di tutta l'Europa. Ieri il commissario Frans Timmermans, vicepresidente della Commissione europea con delega proprio al New Green Deal, ha presentato al Parlamento una proposta di regolamento sul Just Transition Fund, un fondo che ha il compito di garantire una transizione giusta verso l'obiettivo principale che ci siamo dati: far sì che l'Europa sia il primo continente al mondo ad emissioni zero entro il 2050. Quella prevista dal New Green Deal, infatti, è una trasformazione cruciale, non solo dal punto di vista del clima e dell'ambiente, ma anche da quello della crescita economica e sociale. Ed è per questo che è fondamentale avere uno strumento che aiuti i Paesi membri ad affrontare le conseguenze determinate da questa rivoluzione. Il Just Transition Fund disporrà di 100 miliardi di euro, in parte provenienti dal bilancio dell'Unione Europea, in parte dal programma InvestEU e dalla Banca Europea per gli investimenti. Protagonisti saranno le regioni e gli enti locali, che riceveranno importanti finanziamenti dall'Europa a fronte di una progettazione che descriva come intendono utilizzare questi finanziamenti in favore del proprio territorio. L'obiettivo è quello di costruire una stretta collaborazione tra l'Europa e gli Stati membri, aiutando i cittadini europei ad affrontare questo delicato passaggio senza sentirsi mai soli. A questo proposito, proprio ieri in aula sono intervenuta per ribadire l'importanza di scorporare gli investimenti green dal patto di stabilità, al fine di incentivare i governi nazionali ad impegnarsi ulteriormente nel settore strategico. Ci tengo a precisare che questo grande piano verso un futuro sostenibile sarà accompagnato sempre da un principio, quello dell'Europa sociale. Infatti, proprio grazie alla pressione esercitata dal gruppo dei socialisti qui al Parlamento, di cui fa parte anche il Partito Democratico, si è introdotto il concetto di pilastro rosso. Il New Green Deal non lascerà indietro nessuno, perché ci sarà un'attenzione particolare per le aziende e per i lavoratori. La sostenibilità, infatti, non sarà solo quella ambientale, ma anche quella economica e sociale. E da quest'ultimo punto di vista ci batteremo per il salario minimo europeo e per la parità salariale di genere. Infatti, purtroppo, le donne lavoratrici spesso non godono degli stessi diritti dei colleghi maschi, ricevendo a parità di mansioni un reddito mediamente inferiore del 16%. Questa transizione dovrà essere giusta, equa ed inclusiva. Abbiamo le risorse, abbiamo le competenze, le intelligenze e la tecnologia, e se riusciremo a costruire una stretta collaborazione tra Stati membri e Unione Europea, l'obiettivo di diventare il primo continente a emissioni zero entro il 2050 lo potremo realizzare insieme, e io penso che ciò avverrà se ciascuno di noi farà la propria parte, perché questa è una sfida collettiva che deve vederci tutti coinvolti in prima linea. Come sempre sarà un piacere leggere i vostri commenti, i vostri consigli, e io nel frattempo continuerò a tenervi aggiornati. Grazie.